scenderà dal cielo il tuo potere. Quando i tuoi figli ti lodano, quando i tuoi figli ti adorano, scende la tua presenza, scende la tua presenza, scende la tua presenza qui. Alleluia, grazie Signore, alleluia. Grazie Signore per l'amore e la grazia con la quale tu guidi le nostre vite. Ti chiediamo questa mattina, Signore, vieni col tuo Santo Spirito, riempi le nostre vite, dai luce ai nostri cuori, Signore, e tocca oggi con la tua mano potente i nostri malati, Signore, che nel nome di Gesù siano oggi guariti. Amen. Sono qui sulle ginocchia, qui io aspetterò, io aspetterò. Stringimi fra le tue braccia, qui io cerco te, io voglio te, io mi arrendo. Riempimi fino in
io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio conoscerti, io mi arrendo. Ritorno a te, alla tua presenza, ritorno a te, al mio primo amore, con tutto il mio cuore. Io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore. Ritorno a te. Per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Ritorno a te, alla tua presenza, alla tua presenza. Ritorno a te, ritorno a te, al mio primo amore, con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore. Io ti adoro, Signore, io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore. Ritorno a te, ritorno a te, per dirti ti amo, per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Ci accomodiamo, fratelli e sorelle.
Alleluia. Il Signore è buono e la sua benignità dura in eterno. Amen, così mi piace. Mi sembravate un po' addormentati, ma un po' alla volta ci svegliamo. Signore, grazie perché siamo qui per darti il nostro cuore, per conoscerti di più. Noi abbiamo bisogno di conoscere di più il Signore. Conosciamo poco, ma quel poco che abbiamo conosciuto l'abbiamo vissuto nel nostro cuore, l'abbiamo fatto nostro. Sappiamo quanto il Signore è buono e quanto bene ha fatto alle nostre vite. E noi ci vogliamo aggrappare a quello che il Signore ci ha dato un giorno, ci ha mostrato, ci ha fatto vedere. E come diceva qualcuno, anche se il Signore non facesse più niente per noi gli vogliamo rimanere fedeli, perché abbiamo conosciuto la sua bontà e la sua grazia. Amen? Buona domenica a tutti, benvenuti. Siete bellissimi, Vi vedo un po' alla volta, ma vi sto inquadrando, ma siete bellissimi. Sapete perché? Perché la Chiesa del Signore è bella. Ogni volta che andiamo in qualsiasi locale, in qualsiasi luogo, eccetera, incontriamo i fratelli, vediamo qualcosa di meraviglioso, vediamo delle persone trasformate, delle persone nuove. E questo è importante, insomma, ci dà forza, ci incoraggia, ci fa camminare più spediti nella vita. Ecco, una buona domenica ancora a tutti e sappi che se non lo sapevi oggi sei nel posto migliore dove potevi essere. Amen. Vogliamo godere di questa presenza del Signore, vogliamo cercare la sua faccia, vogliamo sentirlo nei nostri cuori. Amen. Perché è Lui colui che ci dà la pace, ci dà la serenità, come ha detto Silvia, nonostante le nostre domande, nonostante i nostri dubbi, nonostante le nostre malattie, i nostri pesi, il Signore è con noi e ci risponde. Volevo leggervi un salmo, che è il Salmo 30, Salmo di Davide, dice: Io ti esalto, Signore, perché tu mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai esaudito. O Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore voi suoi fedeli, celebrate la sua santità, perché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. Amen. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità dicevo, non sarò mai smosso. O Signore, per la tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrita. Ho gridato a te, o Signore, ho supplicato il Signore dicendo: che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la tua verità? Ascolta, o Signore, abbi pietà di me. O Signore, sii tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio, mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. O Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Amen. È un episodio della vita di Davide dove Davide molto probabilmente a un certo punto della sua vita si sentiva sicuro, ma qualcosa è successo e improvvisamente ha capito che lui doveva sempre di più e ancora di più aver bisogno del Signore. E quando il Signore gli ha risposto, lui ha detto: Signore, ti ringrazio perché sicuramente della mia vita nella tomba, nella cenere, tu non avrai bisogno, ma avrai bisogno di qualcuno che loda e che benedice il tuo nome. Amen. Bene, abbiamo detto tutto, adesso vogliamo ascoltare il consiglio della parola di Dio che ci verrà portato dal fratello Ottavio. Amen. Preghiamo per lui, che il Signore lo benedica. Amen. Ottavio, vieni. Grazie. Grazie a te. Funziona oggi Funziona? Sì. Va bene, intanto di a chi hai in fianco che se vuoi essere felice devi andare da Gesù. Una ventina d'anni fa sono entrato in una chiesa evangelica, proprio questo periodo, e il Signore mi ha mostrato 3 cose
3 cose. Appena entrato mi ha mostrato la santità, i santi. Io che non ero credente ho visto le persone che lodavano il Signore, ho detto questi sì sono i veri, quelli che credono. A quel punto mi sentivo fuori luogo perché io peccatore mi sentivo fuori luogo a stare con loro. Era un giorno dei battesimi, fra l'altro. La seconda cosa che ha fatto il Signore, mi ha messo davanti i miei peccati nelle prime 2 testimonianze e lì volevo scappare dalla Chiesa. Sono stato dentro fino alla fine, poi sono uscito e il Signore ha fatto la terza cosa con me. Mi ha mostrato la sua misericordia, il suo amore. Mi è arrivato un versetto nel cellulare: io non sono venuto per il ravvedimento dei giusti, ma per i peccatori. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io ero malato e ho capito in quel momento che Gesù, l'amore di Gesù. Ma è successa una cosa straordinaria. Quel vuoto che avevo nel cuore è sparito, proprio quel giorno. E quindi voglio dirti che nessuna somma di denaro, niente può darti quello che Gesù ti dà. Non c'è niente di più grande per noi che la rivelazione di Gesù nelle nostre vite. Vale più di tutto l'oro del mondo. E quel giorno è stato un culto memorabile per me. E oggi vorrei chiederti che sia un culto memorabile anche per te. Non stiamocene qua seduti come se niente fosse. Siamo davanti al Re del Re, al Signore dei Signori. Quello che hai nel cuore, presentalo al Signore, perché per Lui nulla è impossibile. A volte veniamo qua, ce ne stiamo seduti comodamente. Ti dico già oggi, se volevi ascoltare una bella predicazione hai sbagliato posto, dovevi andare in un'altra chiesa, però il culto non lo fa chi predica o chi loda, il culto lo fai te. L'offerta al Signore la devi fare te, non la farà nessun altro per te. E allora ecco, quello che hai nel cuore, presentalo stamattina al Signore, rompi gli schemi, come ha fatto il cieco di Gerico che ha urlato: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ma sta zitto, non importunare il maestro, stai lì buono. Ma lui aveva questo bisogno così grande: Gesù, ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. E ha fermato Gesù si è fermato. E quindi ti invito oggi a fare la stessa cosa. Non lo so, io non lo so cosa c'è nel cuore delle persone, ma il Signore lo sa. Il Signore sa tutto di noi, vede dentro il cuore, non c'è nulla di nascosto. Ecco, magari c'hai una cosa che ti trascini da anni che non si smuove. Sappi che, come si dice, no? La fede muove la mano di Dio. Oggi fermati, considera bene che sei davanti al Signore. Puoi muovere la mano di Dio, tu, proprio tu. Il Signore cerca veri adoratori che lo adorano in spirito e verità. Quello cerca il Signore. Chi mi cerca io mi lascerò trovare. È vero? Abbiamo un grande amico che si chiama Gesù, che poi è venuto in mezzo a noi e ha simpatizzato con noi. Quindi conosce tutto quello che noi passiamo, l'ha provato anche Lui e Lui sa le nostre cose, le nostre difficoltà. Questa mattina volevo leggere con voi il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Leggeremo dal verso 1 al verso 17. Poi vi consiglio di leggerlo anche tutto a casa perché
Qua per motivi di tempo ovviamente non ce la facciamo. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda, affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Io sono la vera vita e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda, perché ne porti ancora di più. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Gesù è un amico. Cosa succede con un amico? L'amico è il tuo confidente personale, uno del quale ti fidi, è uno al quale puoi raccontare i tuoi problemi, ma c'è una cosa che è ancora più importante dell'essere amico, cioè che è dire la verità. Un amico non deve dirti la verità se è un vero amico, e Gesù dice la verità, è un vero amico. Se dimorate in me, porterete frutti come un tralcio. Un tralcio deve stare attaccato alla vite per avere la linfa. Così dobbiamo fare anche noi. Se dimorate in me, io dimorerò in voi. Ma voglio chiedervi una cosa: quante ore passiamo con Gesù in un giorno e quante ore passiamo invece davanti alla televisione, davanti al telefonino? Queste cose ci staccano, il tralcio si stacca, non riceve più la linfa. Cosa dice Giosuè? Medita. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, perché tutto ciò che riuscirai in tutto ciò che farai e prospererai. Il nostro rapporto col Signore deve essere continuo. Perché? Perché in questo mondo, il mondo ci svia, ci porta fuori, ci porta dove le cose ci fanno male. Il Signore ci dice questo perché vuole che stiamo bene.
la televisione, penso, ditemi voi, penso che il 90% di quello che fanno in televisione sia una bugia, una menzogna. Penso che non c'è niente di vero, anche perché quei meccanismi sono in mano a persone che non sono timorate di Dio. Non gli importa delle cose del Signore, gli importa delle cose di Mammona. Fanno tutto per denaro fanno di tutto, anche per poco denaro a volte, ma noi non dobbiamo lasciarci distrarre. Siamo tralci attaccati al Signore. Se osservate i miei comandamenti, fratelli, noi siamo nel mondo, ma non siamo più del mondo. Dobbiamo fare attenzione a quello che il Signore ci dice. Se osservate i miei comandamenti, quelli che hanno ricevuto Gesù hanno il diritto e l'autorità di essere figli di Dio. Allora un figlio di Dio non è più come prima, è un essere trasformato, è un essere simile a Gesù. Noi non possiamo più, con tutto il bene che voglio al calcio, io ci ho anche giocato a calcio da giovane, o alla politica, non possiamo parlare tutto il giorno di calcio e politica. Dobbiamo stare nella parola di Dio, nella parola di Dio, perché è questo che ci fortifica, è questo che ci trasforma. Noi non possiamo più uccidere come figli di Dio, non possiamo più rubare, non possiamo più mentire, non possiamo più commettere adulterio, non possiamo più nominare il nome di Dio in vano. È vero che il Signore ci trasforma. E queste cose che le abbiamo ricevute quando Gesù ci ha scelti, perché Lui ci ha scelti, quando le abbiamo ricevute dobbiamo trasmetterle anche agli altri. Perché? Perché vogliamo che tutti siano salvati. Il Signore vuole che tutti, ogni uomo, ogni donna sia salvato. E così anche noi che siamo Suoi discepoli. E questo grande amico cosa ci dice? Ci manda ad avvertire. Dice la parola di Dio che l'amore di Dio ci costringe, anzi andiamo a leggerlo. Seconda Corinzi 5, dal 14 al 17. No, 5, dal 14 al 17. Leggo io, eccolo qua. Infatti l'amore di Dio ci costringe perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Vai avanti. Vado avanti. E che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Dice la parola che noi non abitiamo più qua, abitiamo nel regno celeste, nei luoghi celesti, seduti con Gesù, nei luoghi celesti. Quando uno riceve l'amico Gesù nel suo cuore, la disperazione diventa speranza. La tristezza viene mutata in gioia, l'odio viene mutato in amore, la paura viene mutata in fede, la debolezza viene mutata in forza.
Perché? Perché non siamo più noi che viviamo, ma è Lui che vive in noi. La menzogna viene mutata in verità, i legami, la paura in libertà, l'angoscia in pace. Cristo è la nostra pace. Amen. E queste cose vogliamo trasmettere agli altri. E queste cose ci ha trasmesso Gesù. Gesù trasforma la nostra vita. Gloria al nome del Signore. Ecco l'amore vero, l'amico vero, colui che ti dice la verità, colui che vuole per te una vita gioiosa, vuole darti gioia, vuole portarti nel suo regno. Venite a me voi tutti che siete assetati e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Questa è la vita che vuole il Signore per noi. Io sono la via, la verità e la vita. La via da seguire, che è una via stretta, non è una via larga. La via, la verità che ci rende liberi, no? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E la vita in abbondanza, la vita eterna. Noi sappiamo che c'è la vita eterna, non abbiamo più paura della morte. Amen. E sapete, nella Bibbia la parola religione compare 4 volte, in tutta la Bibbia. La parola libertà, la parola verità, liberazione, migliaia di volte. Quindi nella Bibbia noi vediamo chiaramente qual è il proposito del Padre per noi. Il proposito del Padre per noi è che siamo liberi e che conosciamo la verità, che non ci facciamo ingannare, ma noi siamo facilmente ingannabili perché dal tempo di Adamo ed Eva cosa ha fatto il diavolo? Il diavolo fa sempre la stessa cosa. Non è vero che quello che ha detto Dio. Non è vero. Non morirete affatto. Quando Dio aveva detto per certo morirete se mangerete dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non sono morti fisicamente, ma sono morti spiritualmente. Dio intendeva questo, si sono staccati da Dio. E da quel momento sono morti, camminavano ma erano morti. E così succede anche al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi la cosa è molto più complessa perché sono state introdotte una serie di bugie. Fratello, sorella, quando ti dicono che quello che Dio dice non è vero, fai scattare il campanello d'allarme perché quello che Dio dice è verità. E chi dice il contrario è l'anticristo, quello che vuole il nostro male. Noi siamo radicati qua, non ci leviamo da qua. Noi crediamo che il Signore, non sappiamo come, ma ha fatto il cielo e la terra in 6 giorni. Amen? Altro che teorie evoluzionistiche, questo e quello, mi facciano un filo d'erba dal nulla, mi facciano una goccia d'acqua dal nulla e poi crederò in loro. Loro saranno il mio Dio quando riusciranno a fare una cosa del genere. Quindi ecco, dobbiamo avvisare le persone, è nostro dovere. Leggiamo anche un attimo Ezechiele 33, i versetti dal 7 al 9. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te
come sentinella, cioè voi, come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Come amici dobbiamo essere sinceri, come lo era Gesù, così dobbiamo essere noi. Avanti, dal 7 al 9. Quando avrò detto all'empio, empio, per certo tu morirai, come ha detto ad Adamo ed Eva, è vero? E tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. 9. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Questo è il compito che noi abbiamo, annunciare il Vangelo a ogni creatura. Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto è già condannato. Queste sono parole di Gesù, sono parole nostre. È vero, fratelli? Quindi, se devi ancora battezzarti, non aspettare più. Se hai creduto e sarai stato battezzato, sarai salvato. E salvato significa vita eterna, un luogo dove non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più lacrima, non ci sarà più il dubbio e non ci sarà più nulla di male. Saremo nella perfezione. In Deuteronomio la parola dice, capitolo 30 se non mi sbaglio, io ti metto oggi davanti la vita e la morte. Scegli dunque la vita. La morte è la disubbidienza a Dio, il non comprendere l'opera di Dio. La vita è la parola di Dio, e la parola di Dio è Gesù. Quello che dice Gesù ti fa vivere. La parola di Dio è la vita. Il nostro testamento che abbiamo qua, antico e nuovo, è quello che ci fa vivere. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Perché se il pane sostiene il nostro corpo, la parola di Dio sostiene la nostra anima. E noi sappiamo che quelle cose che non si vedono, ma si sentono dentro, fanno male. E il Signore con la sua parola ci cura da queste cose. Quando abbiamo una preoccupazione, un problema, un'ansietà, un attacco di panico, una depressione, quando abbiamo queste cose, la parola di Dio ci rialza. E allora non stiamo lontani, noi tralci, non stiamo lontani dalla vite, perché la vite ci dà la linfa per vivere la nostra quotidianità, fino a quel giorno, no? Poi sarà un guadagno per noi. Ecco, andiamo anche a leggere, perché il Signore va talmente in profondità. Gesù è un amico che va talmente in profondità nelle cose che noi facciamo fatica a vederle le cose o anche a capirle a volte non. Abbiamo qualcosa dentro che non sappiamo neanche noi cos'è che ci fa fare stare male, ma Gesù lo sa. Andiamo a leggere Ebrei 4, 12 e 13. Questo è un versetto che mi piace proprio tanto. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace. Chi è la parola di Dio? Gesù. Il nostro amico Gesù. Più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, cioè Gesù sa tutto di noi.
lo Spirito Santo ci investiga dentro, tira fuori quello che c'è dentro e non ci lascia in balia di queste cose, ma ci tira fuori. Questo però dobbiamo sceglierlo noi. Quando Pietro stava affondando, quando camminò sulle acque, Signore salvami. Quando erano nella barca in mezzo a tempesta, Signore, ma non ti importa che noi periamo? Il Signore è un aiuto sempre pronto nelle avversità, sempre pronto, però ci sono queste cose nel mondo che minano la nostra fede. Se avete fede come un granello di senape, direte al monte spostati. Ci sono cose che ci tirano via da Gesù, vengono dal maligno, come i tralci, la linfa, bisogna ricevere la linfa dal tralcio in ogni momento della nostra giornata, perché solo tu sai cosa stai passando, lo sai solo tu e lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo non ti lascerà in pace finché non ti avrà dato pace. Lo ripeto, lo Spirito Santo non ti lascerà in pace finché non ti avrà dato la pace. E allora oggi, caro fratello e cara sorella, siamo, come dicevo all'inizio, noi non siamo qua tanto per leggere un passo della parola di Dio, siamo qua per essere guariti. Vogliamo che la potenza di Dio opera in noi stamattina. Io non lo so, io conosco i miei problemi, sono lunghi come la Salerno-Reggio Calabria, però ogni giorno glielo ricordo al Signore, guarda che sono qua, guarda che la situazione è questa, Signore, tu vedi, vero? Il Vangelo non è parole, è potenza. È potenza per la salvezza di chiunque crede. La nostra fede è minata o è sviata da qualcosa tutti i giorni. Noi crediamo in Gesù. Signore, aiutami. Signore, ricordati di me, ha detto il ladrone. Oggi sarai con me in paradiso. È stato semplice, no? Chissà cosa aveva fatto il ladrone nella sua vita, non voglio neanche immaginare, ma il sangue di Gesù ti lava da ogni macchia di peccato. Il sangue di Gesù è potente ancora oggi da lavarci da ogni macchia di peccato. Pensa un po'. Ancora di più quelli che hanno creduto, a maggior ragione, saranno perdonati se hanno commesso qualche peccato. Allora ecco, io vorrei fermarmi, vorrei lasciare un po' di spazio allo Spirito Santo, se fate un canto, e vorrei invitarti oggi a presentare, non voglio sapere cosa, non voglio sapere, a presentare la tua necessità al nostro amico che si chiama Gesù. L'amico onnipotente che può ogni cosa, che non è indifferente a noi, anzi è andato sulla croce per noi, si è caricato tutti i nostri peccati per darci vita e vita in abbondanza. Alleluia. Amen. Amen. Grazie, Signore. Grazie per la presenza tua, Signore, grazie per lo Spirito Santo. Signore, ti chiediamo ancora in questo giorno, tu hai parlato ai nostri cuori, scendi con potenza in mezzo a noi. Abbiamo bisogno di te, Signore, ancora una volta. Da chi potremo andare, Signore, in mezzo a questa confusione, in questo mondo? Tu solo hai parole di vita e vita eterna, Signore. E a questo vogliamo aggrapparci ogni giorno.
in mezzo, Signore, a tante difficoltà, in mezzo a problemi, in mezzo alle ferite del nostro cuore, in mezzo a tante altre cose che ci portano turbamento, Signore, Tu sei colui che porta la pace, e che la Tua pace possa scendere abbondantemente nei nostri cuori. Grazie perché, Signore, abbiamo conosciuto che Gesù è il nostro amico migliore, colui che è venuto a tirarci fuori da ogni peccato. Veramente, Signore, colui che ha cambiato e trasformato le nostre vite, che non ci lascia soli e ci ha promesso e ci ha mandato lo Spirito Santo che ci accompagna ogni giorno. Grazie, Padre, per questo dono ineffabile che ci hai fatto, Signore, questo dono potente, veramente, questo nome al quale noi possiamo rivolgerci ogni qualvolta abbiamo una necessità e un bisogno. Grazie, Signore, perché non c'è nome più alto, non c'è nome più potente, non c'è nome più grande che non possa compiere ogni cosa. Signore, noi ti ringraziamo. Ti chiedo ancora, ti preghiamo insieme che la Tua benedizione possa essere su ciascuno di noi, Signore, in questo giorno, e che possiamo essere ripieni di Te e della Tua grazia, Signore. Grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia.